Zelcor presenta Scarpette rosse. Lettura di La Musifavolista. Musiche di Zero, Copyright Free Music. Ne sconsigliamo l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. La pioggia scendeva sulle lapidi, sui tetti delle cripte e sulla testa degli angeli di marmo, creando un brusio che faceva da sottofondo alle monotone parole blaterate da Don Vincenzo. Sotto le cupole di stoffa degli ombrelli, le gocce producevano un crepitio acuto, mentre quelle che atterravano sull'austera bara di noce parevano il sordo tamburellare di dita sul coperchio, oppure da sotto di esso. Quell'ultimo pensiero fece fremere il respiro di Ombretta, aggiungendosi all'elenco dei motivi per i quali si era pentita di aver ceduto alle richieste materne di presenziare al funerale di Maria Romano. Con i suoi 17 anni, Ombretta non amava partecipare alle esequie, circondata da lugubri moniti che predicevano l'epilogo ultimo di ogni uomo sulla terra. In genere riusciva a svicolare simili eventi, ma quella volta non le era stato possibile. E a non essere presente non avrebbe fatto bella figura, considerando che parecchi dei suoi amici erano lì radunati attorno alla bara decorata di gigli. Aveva persino contribuito alla colletta per l'acquisto di una delle corone funebri e poteva leggere la scritta imperlata d'acqua «I tuoi bambini della Galileo Galilei». Maria Romano era stata l'insegnante elementare di Ombretta. Oltre alla pioggia, un rumore più cupo faceva da tappeto sonoro alle litanie del parroco, giungendo da oltre il basso muro di cinta che separava il camposanto dalla sponda del fiume. Una settimana di acquazzoni praticamente incessanti l'avevano ingrossato parecchio, trasformandolo da innocuo torrente a impetuoso drago schiumeggiante. La ragazza sospirò, sperando che quell'atmosfera non le rimanesse appiccicata addosso anche dopo essere uscita dal cancello del cimitero. Non aveva voglia di trascorrere il resto della giornata nella malinconia. Pregustava già la doccia calda e il tè che l'aspettavano a casa. Si augurò che durante il tragitto di circa mezz'ora d'auto che la separava dai suoi desideri, a sua madre non venisse in mente di rievocare i tempi delle elementari. Detestava quel periodo della sua vita, durante il quale era stata grassoccia e poco attraente, e non voleva ricordarlo, specie dopo l'esaltante esperienza di una sepoltura. Malgrado l'elegante Montgomery blu che indossava, e nonostante la sciarpa di cashmere, i guanti di capretto e il cappellino di lana Ralph Lauren, l'umido gelo di metà novembre riusciva comunque a farsi strada verso la sua pelle, intirizzendola. Non vedeva l'ora che il prete chiudesse la bocca, dando ordine di infilare la bara in quella fossa. Perché tutte quelle inutili cerimonie? Non certo per alleviare il dolore dei presenti. Riguardo la diretta interessata, a lei non poteva fregargliene di meno. Non più. Volse il capo altrove. Sotto il suo sguardo scivolarono croci, nomi e date in lettere nere su marmo bianco, volti incastonati in piccole fotografie. In quel panorama splenico e monocromatico captò un'incongrua nota di colore, una tinta rosso fuoco che baluginava sotto una lapide. Le palpebre di Ombretta sfarfallarono incredule. Si trattava davvero di quel che pensava. Non sapeva se essere stupita o divertita. Chi mai lascerebbe un paio di scarpe da donna sulla lastra marmorea che copre una tomba? Lanciò un'occhiata al gruppo. Nessuno faceva caso a lei. I parenti erano raggruppati in silenzio sotto gli ombrelli. Gli ex alunni della maestra stavano più in disparte, le facce annoiate che ogni tanto sbirciavano gli schermi dei cellulari in cerca di provvidenziali notifiche. Probabilmente anche loro si trovavano lì più per senso del dovere che per reale affetto nei riguardi della cara Salma. Scivolò lentamente di lato in direzione di quella tomba. Le parole del parroco si affievolirono un poco mentre si staccava dal gruppo, sorpassando i cancelli tinti di nero di alcune cripte, attraverso le sbarre dei quali si scorgeva il baluginio dei ceri da morto elettrici nella penombra. Non si era sbagliata. Erano davvero scarpe da donna, eppure in ottime condizioni, oltre che di fattura pregevole ed elegante.
Avevano l'aria di essere costose, il tipo di calzatura raffinata e seducente che indossano le ballerine di tango. La pioggia non le sfiorava. La lapide possedeva una sorta di cornicione che sporgeva tutto intorno, fungendo da involontario riparo. Per un attimo, gli occhi nocciola di Ombretta salirono al nome in rilievo. 2 metri sotto i suoi piedi, il corpo di una certa Sara Moiano giaceva in una bara da 18 anni, a giudicare dalla data. La foto, in disarmonia con quelle delle lapidi vicine, mostrava una donna nel fiore degli anni, una bella mora di aspetto sano e vitale. Forse era stata davvero una ballerina, come le scarpette suggerivano. Chissà cosa ne aveva decretato la prematura morte. Una malattia? Un incidente d'auto? Ombretta cacciò via quelle morbose curiosità. Non le importava di saperlo. Era di gran lunga più attratta dalle scarpe. Erano belle, di un lucido rosso all'esterno e color champagne all'interno, appuntite e con il tacco quadrato, di media altezza. Una minuscola fibbia d'oro completava l'opera. Sembravano appena uscite da un negozio, ma non avrebbero conservato a lungo tale avvenenza. Ben presto il sole, l'umidità e gli sbalzi di temperatura le avrebbero irrimediabilmente deturpate. Un gran peccato, davvero. Non meritavano una fine così ingloriosa, secondo Ombretta. Erano state create per essere portate, per innalzare una ragazza, per farne scivolare i passi sulla pista da ballo, magari per suscitare l'invidia di qualche amica. Calzature del genere non potevano di certo passare inosservate e, cosa più importante, non avrebbero fatto passare inosservata colei che le infilava disinvoltamente ai piedi. Il desiderio di appropriarsene fu così immediato da stupirla. Prima di quel momento non aveva mai rubato niente e non aveva mai sentito il bisogno di farlo, perciò quell'impulso fu una novità assoluta. Nel solco tracciato da quell'idea affiorò subito la torbida acqua del senso di vergogna. Davvero aveva preso in considerazione, anche solo per un istante, di rubare l'offerta lasciata a una donna morta? Stava quasi per riunirsi al gruppo, ma non si mosse. Quelle scarpette erano così belle. Il colore era intenso, corposo, sembrava quasi emanare una vaga opalescenza, e pensare che entro pochi giorni si sarebbe spento le feriva il cuore. Aveva letto da qualche parte che in certe culture lasciare doni, cibo e persino soldi sulle tombe era normale, ma per lei appariva il massimo grado della stupidità. Che se ne faceva un cadavere di un paio di scarpe? Le indossava per ballare il giorno dei morti? Era uno spreco puro e semplice ai suoi occhi. Uno schiaffo ai vivi che andavano in giro scalzi a causa della povertà, o alle ragazze come lei, alle quali quelle scarpette sarebbero state divinamente, specie durante le serate latinoamericane in discoteca. Tutto vero, ma non cambiava il fatto che sarebbe stato un furto. Un attimo, si poteva davvero parlare di furto in quel caso? Sara Maiorano era morta da 18 anni, in fin dei conti. Quelle scarpe non erano davvero sue, a ben pensarci. Un brusio si sollevò alle sue spalle, facendola voltare con aria colpevole. Vide che il gruppo si stava sparpagliando. Con un tuffo al cuore che vibrava sia di sollievo quanto di delusione, notò che sua madre le stava facendo cenno di avvicinarsi. Dopo aver sfiorato con sguardo trepidante di desiderio quelle scarpe rosse, Ombretta si avviò tra le lapidi verso l'uscita. Il funerale era stato mercoledì. Adesso era sabato, l'ultima ora prima che la campanella sancisse ufficialmente l'inizio del weekend. I capelli tinta mogano di Ombretta erano raccolti in uno chignon e solo una ciocca si avvitava fino a sfiorare le pagine del quaderno coperte da una catena di formule chimiche. Morticchiava il cappuccio di una penna con aria assente e i suoi pensieri erano lontani 1000 miglia dai numeri di ossidazione del ferro e del magnesio. Come l'ago di una bussola, erano fissi su quelle scarpe rosse. Aveva rimpianto di non aver agito con sveltezza
fin da quando era montata in auto. Da giorni rimaneggiava l'evento con le dita della memoria, cambiando solo l'epilogo, nel quale se le ficcava sotto i lembi del giaccone portandole via. Perché non l'aveva fatto? Perché aveva permesso a stupidi scrupoli morali di farle perdere l'attimo fuggente? Un paio di scarpe così. A trovarle in un negozio su Amazon sarebbero costate non meno di 200 euro, poco ma sicuro. E lei le aveva lasciate lì, come una cretina, in modo che i giorni le rovinassero, o peggio ancora, che qualcuno di più furbo di lei se ne appropriasse. Quella prospettiva le faceva torcere di rabbia e disperazione. Il trillo sgradevole della campanella risuonò in ogni aula del liceo scientifico, seguito da un trambusto di sedie trascinate sul pavimento, passi frenetici e vociare esagitato. Mentre percorreva il corridoio e scendeva le scale, incolonnata con gli altri ragazzi che si riversavano fuori, pensò che forse poteva ancora rimediare. Doveva tornare al cimitero e prendere quelle scarpe. Si era assopita a fatica cullata dal suono della pioggia e quando la sveglia del cellulare la ridestò, scoprì che stava piovendo ancora. Niente tuoni che giocavano ad acchiapparella con i lampi. Era una pioggia autunnale, fitta e impietosa. In una domenica mattina normale, Ombretta non si sarebbe alzata prima delle 11, ma in quel caso non aveva tempo da perdere. Essendo ancora sprovvista di patente e non potendo logicamente farsi accompagnare da sua madre o da suo padre, doveva per forza salire sulla corriera delle 9:30 che l'avrebbe condotta al piccolo cimitero di paese dove Sara Majorano era stata sepolta. Si vestì in un lampo, cosa inusuale per lei, scegliendo gli indumenti quasi a casaccio dal suo capiente armadio a muro. Resistette alla quotidiana tentazione di pettinarsi e truccarsi. Non era necessario, senza contare che se fosse scesa da basso tirata da paura, i suoi si sarebbero insospettiti. Già sapeva che avrebbe dovuto schivare la mitragliata di domande che le avrebbero sparato addosso, incuriositi dal suo insolito atteggiamento mattiniero. Infilati gli stivaletti, prese la borsa e corse al piano di sotto. Dalla cucina, insieme all'aroma del caffè, giungeva il chiacchiericcio di un notiziario del mattino, la solita allerta maltempo e lo sconfortante conteggio dei danni, con l'immancabile corollario di interviste di qualche tizio che inveiva con l'acqua alle ginocchia dentro il salotto di casa. Ombretta si affacciò il tempo necessario a gettare ai suoi una qualche spiegazione riguardo a un'imminente verifica di chimica e alcune ripetizioni last minute con altre compagne, sperando che questo bastasse a tappar loro la bocca. Provvidenzialmente, suo fratello minore scelse quel momento per rovesciare la tazza di cornflakes e il tafferuglio che ne seguì le permise di infilare la porta e uscire sul vialetto dirigendosi a passo rapido verso la fermata, l'ombrello rosso che la proteggeva dalla pioggia. Ovviamente la corriera arrivò con 10 minuti di ritardo e nel frenare di fronte alla pensilina generò uno schizzo d'acqua che le insaccherò i pantaloni. Una volta a bordo si infilò gli auricolari e fece partire un brano di Ed Sheeran, ma non servì a placare l'ansia che le scoppiettava sotto al seno. Continuava a ripetersi che ormai era tardi. Qualcuno doveva averle già prese, ne era certa. Provò a mettere come contrappeso il fatto che i cimiteri non erano luoghi così affollati, forse non erano ancora state notate. Era un'ottima considerazione, ma non abbastanza da tranquillizzarla. Fu quasi sul punto di urlare all'autista di pigiare su quel maledetto acceleratore. La pioggia scrosciava sul parabrezza con tale impeto da cancellare la strada e rendere quasi inutile lo sforzo compiuto dai tergicristalli. Dopo più di mezz'ora, finalmente, Ombretta scese alla fermata a un centinaio di metri da quel piccolo cimitero. Mentre si avvicinava, si domandò se in posti simili ci fossero videocamere di sorveglianza e questo le somministrò altra inquietudine. Forse era così per i campisanti di città, non per quelli tanto minuscoli. Sfilò davanti alla tozza chiesa romanica che presidiava il muro di cinta e raggiunse il cancello, pregando di non trovarlo chiuso.
Spinse. L'anta si mosse senza cigolare. Il fiume mugghiava dall'altra parte della barriera, quasi a volerla rimproverare per l'azione che stava per compiere. Non c'era nessuno. Quasi tutte le tombe, eccetto quelle davvero vecchie, erano abbellite da mazzi di fiori. Gli omaggi del 2 novembre erano stati elargiti, adesso i vivi potevano scordarsi dei cari estinti fino al prossimo anno. Attenta a non scivolare sul terreno sdruccevole di fanghiglia, Ombretta superò la sepoltura fresca della sua ex insegnante senza degnarla di uno sguardo, sentendo crescere un brivido elettrico, gli occhi fissi su quel barlume rosso che pareva chiamarla con il suo colore vivace. Erano ancora dove le aveva stupidamente lasciate, la tomaia scarlatta imperlata di schizzi d'acqua piovana. Seppur consapevole di essere sola, la ragazza non poté esimersi dal guardare nuovamente attorno, avvinta da un moto di nervosismo. La voce della coscienza echeggiò da qualche parte dentro di lei, ma quella del desiderio urlò più forte, assorbendola. Di slancio, Ombretta si chinò sulle ginocchia. La mano le tremò leggermente mentre l'allungava. Ebbe una sola, brevissima esitazione e fu quando, nell'infilarsi le scarpette rosse nella borsa, i suoi occhi scivolarono sulla fotografia di Sara Majorano. Sorrideva allegra e solare nel suo vestito a fiori, ancora inconsapevole che quello scatto sarebbe servito a decorarle la lapide. Per un attimo mozzafiato, Ombretta credette che gli occhi di Sara la vedessero. Un sisma di panico le scosse i muscoli mentre si alzava di scatto. Corse verso il cancello, il pulsare agitato del cuore che riverberava nelle vene del collo, l'esultanza contaminata dal senso di colpa. Poteva tornare indietro, rimetterle dove erano. Nessuno l'avrebbe mai saputo. Invece, uscì dal cimitero. La prossima corriera sarebbe passata tra mezz'ora. Il pomeriggio di sabato, Ombretta uscì dal salone di bellezza con una permanente che non vedeva l'ora di sfoggiare quella sera, quando insieme alla compagnia sarebbe andata a ballare al Red Moon. L'appuntamento era per le 9. Avrebbe avuto tutto il tempo di mettersi in tiro a dovere prima che venissero a prenderla. Aveva faticato non poco a mantenere il riserbo sul suo nuovo paio di scarpe. La voglia di parlarne alle amiche, naturalmente tacendo come le aveva ottenute, fu sedata dal desiderio di coglierle di sorpresa. Dopo un vaglio che le portò via più di un'ora, scelse dal suo guardaroba un abito di satin dal taglio asimmetrico, la cui tinta blu scuro avrebbe fatto spiccare le scarpette come tizzoni ardenti. Quando un messaggio WhatsApp la informò che gli amici erano appena arrivati davanti a casa, un formicolio d'eccitazione la pervase. A passo rapido, più per la frenesia della serata che per la fretta, sfilò rapidamente di fronte alla porta del soggiorno, salutando in modo sbrigativo i genitori che guardavano la televisione. Percorse il lastricato sale e pepe come se si trattasse della passerella di una sfilata, sperando che i faretti ai suoi lati facessero risplendere le scarpe. Erano così comode che sembravano realizzate apposta per il suo piede, in barba all'ansia che aveva avuto 7 giorni prima al pensiero che non fossero della misura giusta. La elevavano quanto bastava, accompagnando il passo garbatamente. Si avvicinò alla Volvo parcheggiata oltre il basso cancello che immetteva al giardino della villetta. Oltre i vetri un po' opachi di condensa, vide le facce delle sue amiche che la spiavano e sentì il cuore scaldarsi di fierezza. Sì, le avevano notate. La conferma la ebbe quando salì a bordo. Venne accolta da un trillante coro di saluti e gridolini, seguito da un'infinità di bacini sugli zigomi, per essere infine sepolta sotto una sequenza di ammirati commenti e complimenti. Come da copione, si nascose sotto un mellifluo schermo di finta umiltà, ma dentro di sé il suo amor proprio faceva la ruota come un pavone. Sara Majorano, il cimitero e altre cose spiacevoli erano lontane da lei come lo era Alfa Centauri. Sarebbe stata una serata fantastica. Il Red Moon era pieno, come ogni sabato.
Sembrava che l'interno fosse letteralmente fatto di gente, al punto che se uno avesse perso i sensi in quella bolgia sarebbe rimasto comunque ritto in piedi. L'atmosfera avvampava sotto le luci stroboscopiche e i riflessi dei laser sulle superfici a specchio, surriscaldata da decine di respiri, speziata di profumi, dopo barba, sentore alcolico di cocktail e sudore. Era un caotico microcosmo di gioventù, dove tutti schiamazzavano a tono alto per farsi udire sopra la musica, che naturalmente era diffusa a volumi controindicati per l'udito. Ombretta si sentiva all'indiscusso centro di quella galassia. Non che per lei fosse una sensazione sconosciuta, ma quella sera più che mai capiva quanto piacesse agli altri e quanto ciò fosse importante. Non poteva credere di aver quasi dato un calcio a tutto quel benessere. Portar via le scarpette rosse dalla tomba era stata la cosa più giusta che avesse mai fatto. Sentirle ai piedi la disinibiva all'estremo. Era quasi come se un fascio scarlatto di luce la illuminasse dal basso, distinguendola da tutti gli altri. Le amiche le vorticavano attorno simili a pianeti attratti dalla gravità del suo fascino. I ragazzi non le staccavano gli occhi di dosso, trovando qualsiasi scusa per avvicinarla, per strusciarsi su di lei. Siccome quel giorno ogni benevola combinazione astrale sembrava giocare a favore di Ombretta, anche Matteo della quinta C era al Red Moon. Le molte ore passate a fare vasche in piscina gli avevano reso le spalle larghe e la vita stretta. Una scultura di Michelangelo che avesse preso vita. La camicia nera, elegante ma non formale, era sbottonata in larga misura sul petto liscio. Ombretta aveva deciso da tempo, tra il serio e il sognante, che sarebbe stato Matteo della quinta C a farle perdere la verginità. Quella sera sentì che tale progetto avrebbe anche potuto realizzarsi. Indossava scarpe rosse rubate da una tomba. Poteva scoparsi chi voleva senza problemi. Fu lei a prendere l'iniziativa. Lo trascinò sotto il palco, dove i laser frustavano i ballerini con saette verdi, rosse e gialle. Come tutti i ragazzi, cercò di mascherare l'imbarazzo di non saper ballare con movimenti esagerati. Lei gli passò le braccia attorno alle ampie spalle da nuotatore, facendogli aderire il seno fasciato di satin sul petto, ispirando quell'aroma muschiato che i maschi emettono quando sono accaldati ed eccitati, una flore che riusciva sempre a vincere qualsiasi marca di deodorante. Le girava la testa dalla voglia di trascinarlo nel bagno e scoparselo fino a lasciarlo senza respiro. Con un sibilo, dal palco sgorgò una densa nube artificiale che saturò la sala. Un boato di esultanza scoppiò dalla folla. Corpi offuscati si muovevano nei palpiti di luce. Il volto di Matteo scomparve per 3 o 4 istanti sotto quel fumoso biancore, riaffiorando lentamente. Ombretta trasalì. Era abbracciata a Sara Majorano. Il terrore la colpì come un manrovescio, provocandole uno spasmo muscolare così intenso da farla saltare all'indietro. Scontrò un buon numero di persone. Almeno un bicchiere cadde sul pavimento illuminato di LED. Sara Majorano si sporse in avanti, afferrando Ombretta prima che cadesse. La ragazza fece per divincolarsi, ma un attimo prima scoprì che davanti a lei non c'era uno spettro, ma Matteo della quinta C, che la guardava con un sorriso perplesso. Mancavano 10 minuti alle 4 del mattino quando Ombretta scese dalla Volvo e si incamminò verso la porta di casa sotto la pioggia battente che si rovesciava sul suo ombrello. Come ogni volta che tornava dal Red Moon, si sentiva febbricitante, sfinita e con un tenace fischio alle orecchie. A parte quello strano incidente, sicuramente dovuto a un misto di alcol e agitazione, la serata si era mantenuta a quote elevatissime fino al momento di rincasare. C'erano stati selfie a non finire, attimi memorabili che avrebbero alimentato conversazioni e pettegolezzi fino a Capodanno. Il seno destro le formicolava da quando Matteo, reso audace dall'alcol, le aveva tirato giù la scollatura e glielo aveva baciato davanti a tutti. I piedi le dolevano, ma non poi così tanto. Per essere la prima volta che portava quelle scarpe, le avevano reso un servizio spettacolare.
Sentiva che il successo di quel sabato lo doveva a loro. La villa era buia. Ombretta appese il cappotto e, sorreggendosi al muro, piegò un ginocchio per sfilarsi la scarpa destra, ma ci ripensò con un tuffo al cuore. Se le avesse lasciate lì e sua madre le avesse notate, si sarebbe chiesta da dove fossero saltate fuori. Decise di toglierle in camera e nasconderle sotto al letto, come aveva fatto per tutta la settimana. I tacchi non fecero alcun rumore mentre saliva la scala, poiché i gradini erano coperti da una passatoia. Raggiunta la camera, accese la lampada sul comodino, si sfilò il vestito e sedette sul bordo del letto con la sonnolenza che la rendeva fiacca. Piegò nuovamente il ginocchio, cercando di incuneare l'unghia dell'indice tra il bordo della scarpa e il piede. La scarpa non si sfilò. Sbuffando, Ombretta tentò con più energia, ma non ottenne risultati. Ecco, lo sapeva. I piedi si erano gonfiati a forza di ballare. Afferrò il tacco e diede uno strattone. Riuscì solo a farsi male, quasi avesse cercato di staccarsi dal piede un cerotto. Sconcertata, abbassò lo sguardo. Possibile che il piede si fosse gonfiato a tal punto? Provò ancora. Niente. Dalle labbra ancora decorate di rossetto le vibrò una risatina assonnata, ma lievemente isterica. Si sporse quindi verso il cassetto del comodino, aprendolo e rovistandovi dentro per qualche secondo prima di estrarre un calzascarpe in finta tartaruga. Lesse la gamba in modo da portarsi il piede sinistro sul ginocchio destro, infilando l'oggetto piano sotto al bordo della calzatura, facendo pressione adagio. Un dolore intenso, come di una lama nella carne, le strappò uno squittio incredulo. Sollevò subito il calzascarpe. Il cuore prese a pulsarle con il vigore della preoccupazione, ma cosa diavolo stava succedendo? Scuotendosi con un gesto brusco i capelli dagli occhi, si chinò a controllare, allungando le dita dove il dolore continuava a pulsare. Avvertì sotto i polpastrelli un sentore bagnato e quando se li osservò, scoprì che erano macchiati di sangue. La paura montò istantanea, dilagante. Ogni traccia di sonno evaporò, rimpiazzata da un senso di allarme che le dava i tremori. Strinse la caviglia con la mano sinistra, impugnò il tacco con la destra, forte, iniziando a strattonare, il volto contratto da sforzo e panico, le labbra rovesciate sui denti resi perfetti da 3.000 euro di apparecchio ortodontico. Il dolore si riacutizzò, scorrendole laddove la scarpa avvolgeva il piede. Era una sofferenza acuta, quasi caustica, che risaliva la caviglia con vampe annebbianti. Infine, stremata e ansimante, fu costretta a rinunciare. Con gli occhi strabuzzanti di terrore e le mani affondate fra i capelli, si fissò a entrambi i piedi. Le scarpe non volevano sfilarsi. Era loro prigioniera. Era stato come avere la febbre a una temperatura impossibile, con il cervello che si liquefà in visioni angoscianti, corpose al pari di eventi reali. Ogni volta che era stata vicina al sonno, aveva avuto l'impressione che qualcosa le azzannasse i piedi, ridestandola con uno spasmo di dolore. Quando la grigia luce del piovoso mattino si infilò tra le lamelle delle persiane, la ragazza si trovava quasi in trance a causa della stanchezza, del dolore e soprattutto della paura. Per ore rifiutò di osservarsi i piedi. Sentiva le scarpe avvolgerli, strettissime, e temeva di perdere la ragione se avesse guardato. Alla fine cedette all'impulso. La carne, gonfia e infiammata, strabordava dalle calzature come pasta lievitata. Dovette mordersi la nocca dell'indice per evitare di lanciare un grido di orrore. La sua mente sconvolta passò in rassegna ogni possibile scappatoia. Dirlo ai suoi era l'ultima spiaggia, decise. Si sedette e come i piedi toccarono il pavimento, aghi roventi le spremettero lacrime dagli occhi. Contò mentalmente fino a 3, poi si alzò. Tenne il grido dietro le labbra. Le pareva di camminare su una lastra di piombo incandescente. Tremando uscì dalla stanza, avanzando rigida e scordinata attraverso il corridoio,
l'andatura di chi procede su tacchi vertiginosi pur non essendone capace. Le dita erano pigiate nelle punte, compresse le une alle altre. Entrò nel bagno in fondo al corridoio, chiuse la porta a chiave e si abbandonò sul coperchio del water, ansimando il campo visivo che le si scuriva e la nausea che le pulsava nel ventre. Era madida di sudore gelido. Trascorsi i 20 minuti necessari a riprendersi, alzò le gambe, posando i piedi nella conca di maiolica del bidet. Il getto d'acqua fredda le diede un leggero sollievo. Svitò febbrilmente il flacone del detergente intimo, ricoprendo i piedi di una colata perlacea che sapeva di menta. Fremendo, ma imponendosi di resistere, spalmò quella sostanza viscida con le dita. Se fosse riuscita ad ammorbidire la pelle, se l'avesse lubrificata, forse avrebbe potuto sfilarsi quelle scarpette dannate. Oltre la stretta finestra di vetro smerigliato filtrava lo scrosciare furioso della pioggia. Sedò l'impazienza, attendendo che la lozione svolgesse l'effetto. Intanto rifletteva su quello strano guaio. Come poteva essere accaduto? In un flash gli balenò la visione della sera precedente. L'aveva archiviata come una sorta di fugace allucinazione, una pugnalata a tradimento scoccata dal suo ignorato senso di colpa. Ma alla luce dei fatti non era più tanto sicura. Se quelle pene fossero state il manifestarsi di una vendetta? Una punizione per la sua ruberia? Per quanto superstiziosa, quell'idea era più solida di quanto sembrasse. Ombretta si chinò in avanti. Si azzardò a credere che adesso il dolore fosse scemato. Tastò con le dita, facendo una smorfia. Mordicchiandosi il labbro inferiore, preparandosi psicologicamente alla sofferenza, infilò le dita ornate di French manicure lungo il bordo della tomaia. Una tremula euforia le brillò nel cuore quando il calcagno parve scivolare fuori di 1 centimetro, ma poi sopraggiunse un dolore così acuto, feroce e annichilente da costringerla a fermarsi. Orde di minuscoli diavoli dalle unghie urticanti le scalarono le gambe dall'interno, mordendo i muscoli e le ossa con le loro bocche zannute. La ragazza affondò il viso nell'incavo del gomito, urlando. Quando si riebbe, una decina di minuti più tardi, comprese che non c'era nulla di naturale in quel che le stava capitando. A meno di non amputarsi i piedi, non sarebbe riuscita a sfilarsi quelle scarpette rosse. Aveva un'unica via da percorrere, augurandosi che fosse quella giusta: restituirle alla loro legittima proprietaria. Mise una gonna di jeans ampia e lunga fino a terra, un capo d'abbigliamento che le aveva passato una cugina più grande e che non metteva praticamente mai, dato che la faceva sembrare una zingara. Niente di meno indicato per uscire con la pioggia, ma quanto mai provvidenziale per nascondere quei demoni rossi che le torturavano i piedi. A ogni modo, non superò mai l'uscio di casa. Mentre tornava a snocciolare la storia delle ripetizioni di chimica, provando al contempo a non manifestare il dolore, suo padre scosse il capo, indicando le immagini che scorrevano sullo schermo della TV. Allerta rossa. L'intera regione pareva sotto un castigo divino, con torrenti esondati e paesi allagati. Uscire era pericoloso, tanto più che la frazione dove abitavano era isolata, dal momento che la protezione civile impediva a chiunque di superare il ponte. Se l'intento di Ombretta fosse stato davvero lo studio da un'amica, il maltempo non avrebbe rappresentato un problema, ma il ponte inagibile non avrebbe consentito alla corriera di portarla alla sua reale destinazione. Tornò in camera, i denti contratti, le gambe intorbidite dai crampi fino alle ginocchia. Si sdraiò sul letto, fantasticando davvero di amputarsi i piedi. La seconda notte fu anche peggiore. Aveva cercato di contrastare il malessere con un tale numero di aspirine da temere di finire intossicata, ma era servito solo a smussare di poco la lama fantasma che le tormentava la carne. In quelle lunghe ore insonni controllò sovente le previsioni meteorologiche sul suo smartphone. A quanto sembrava,
l'ondata di maltempo aveva esaurito il suo potenziale, con l'allerta rossa declassata a gialla. Un barlume di tiepida speranza si agitò sotto il dolore. Se il ponte fosse tornato percorribile, anche l'autobus avrebbe ripreso il servizio consueto. Era la sua occasione. Quando la sveglia trillò alle 7, da fuori non arrivava il suono della pioggia. Ombretta, con i gesti robotici di chi ha tutti i muscoli irrigiditi, indossò ancora quella brutta gonna a campana, buttando giù le ultime aspirine del flacone. Sua madre scambiò il suo fare taciturno con il tipico atteggiamento scontroso che Ombretta sfoggiava sempre al mattino, ma non le sfuggì l'andatura zoppicante della figlia, né il fatto che indossasse una gonna che si sarebbe impregnata dell'acqua della strada come carta assorbente. Si guardò bene dal commentare, però. La lingua di Ombretta era come un rasoio, specie prima di salire sull'autobus che la conduceva al liceo. A quel mattino l'autobus partì senza di lei e la professoressa la segnò come assente sul registro. La ragazza, trasalendo a ogni passo, si era diretta verso la pensilina della corriera. Faticò a salire la breve rampa oltre la porta del mezzo pubblico e quasi svenne sul sedile, stremata da quel calvario che non le concedeva tregua. Si appoggiò con la testa al vetro nebulizzato da centinaia di goccioline, osservando il paesaggio brumoso attraverso il proprio diafano riflesso. Ogni minuto le parve una giornata. Bastava il più piccolo sussulto della corriera per riattizzare le ceneri del dolore. Alla sua fermata scese aggrappandosi ovunque, camminando come su un tappeto di frammenti arrugginiti. Ansimava e ondeggiava, sfinita, singhiozzando. Percepiva la viscosità del sangue fra le dita dei piedi schiacciati da una morsa impietosa, le unghie che le venivano strizzate nella carne. Vide la sagoma sgraziata della chiesa, il muro di pietre dove il cancello del camposanto era incassato. Parecchie persone con indosso giubbotti catarinfrangenti sciamavano nel parcheggio di ghiaia antistante, vicino a 3 fuoristrada contrassegnate dal simbolo della protezione civile. Un moto d'ansia le sbocciò nel petto, ma non si fermò. Al diavolo la gente, non le fregava niente se l'avessero vista. Voleva solo liberarsi da quello strazio. Un uomo alto dal pizzetto brizzolato e dall'aria autoritaria la vide barcollare verso il cancello e corrugando la fronte le si affiancò, dicendo qualcosa che Ombretta, offuscata dal malessere, neanche ascoltò. Quando tentò di fermarla, la ragazza reagì come un'invasata, divincolandosi e affondando i denti nella mano dell'uomo che si allontanò di scatto. Col fiato corto raggiunse il cancello, spingendosi oltre i battenti aperti e lì si bloccò. Metà del cimitero non c'era più. Era come se un dio titanico fosse emerso dagli inferi e avesse strappato un quarto del camposanto con un potente morso. Laddove c'era il muro, adesso si vedeva un bordo frastagliato nella zona in cui il fiume, esondando, si era portato via la terra, le lapidi, le tombe e i loro occupanti. Il terreno era ricoperto da uno strato levigato di fango alto quasi 30 centimetri, costellato dalle impronte lasciate dagli scarponi degli uomini del comune. Alcune bare distrutte erano ammucchiate contro l'ingresso delle cripte. Da una emergeva un braccio. Gli occhi smarriti di Ombretta guizzarono su tanta devastazione, cercando il punto dove avrebbe dovuto trovarsi il luogo di sepoltura di Sara Majorano, ma vide solo una voragine scavata dall'impeto dell'acqua, portata via dal fiume, chissà dove. Il dolore raggiunse la sua apoteosi, scavando le solchi incandescenti che le si ramificarono in tutto il corpo, facendola raggomitolare su se stessa, spremendole dai polmoni urla acute e disperate che si innalzarono verso il cielo color cadavere.